L'attività di ogni architetto comincia ed è sempre cominciata misurandosi con l'esistente, come materiale su cui progettare poi il futuro, cioè la nuova architettura. Il corso da cui vengono parte dei lavori che sono presentati in questa mostra insegna proprio agli studenti questo, cioè come misurarsi con ciò che esiste, in modo tale da trarne di insegnamento per la propria attività. Per questo ho voluto, ben supportato dal Centro Palladio, che gli studenti si misurassero con l'architettura palladiana, cioè con l'opera di uno dei più grandi architetti di sempre. Anche Palladio si è misurato con il passato come strumento per progettare una nuova architettura nel Rinascimento. La differenza tra gli studenti e quello che Palladio faceva è stata essenzialmente negli strumenti. Palladio si doveva portare con sé dei metri, si doveva portare con sé delle squadre, si doveva portare con sé tutta una serie di strumenti estremamente ingombranti e che permettevano solo dopo molti sforzi di arrivare a quello che sarebbe stato il risultato. Gli studenti invece hanno portato con sé solo uno strumento, il loro smartphone, l'oggetto che usiamo tutti i giorni. Le nuove potenti camere che offrono gli smartphone permettono infatti non solo di poter avere una restituzione fotografica di quello che è l'esistente, ma anche consentono di poter costruire altri prodotti come piante, prospetti e sezioni, cioè il tradizionale materiale dell'architetto, ma anche dei modelli tridimensionali che permettono agli studenti di ricordare i materiali, le forme e tutto ciò che riguarda l'oggetto che sono andati a misurare. L'esperienza quindi con queste microarchitetture, i camini, i lavamani, le vere da pozzo che hanno affrontato, gli hanno permesso quindi di conoscere qualche cosa che in realtà è estremamente complesso e che ha permesso loro di ricostruire una vera e propria esperienza di architettura. Quindi di ricostruire tutto il sistema della conoscenza dell'architetto in modo rapido, veloce, ma al tempo stesso completo. I modelli che potete vedere in questa mostra sotto forma di oggetti stampati in 3D con una stampante tridimensionale oppure come video oppure da cui sono state ricavate le tavole che potete vedere esposte sono state ottenute servendosi di una tecnica fotogrammetrica, cioè di una tecnica che va a misurare l'oggetto servendosi di quella che si chiama la scrittura con la luce, cioè che ha alla base la fotografia. Negli ultimi anni la fotogrammetria ha avuto un'evoluzione incredibile dovuto alla scrittura in forma informatica di una serie di tecniche che hanno permesso la loro automazione. Quindi facilmente tramite una serie di fotografie è possibile ricostruire un oggetto in tutte le sue parti tramite una serie di semplici passaggi in cui ancora la fotografia però è l'elemento base e determinante. Una serie di algoritmi scritti da studenti americani hanno permesso di ricostruire quello che è la posizione delle camere, cioè dei punti di vista da cui sono state tratte le fotografie in modo automatico. Poi altri algoritmi permettono da questa posizione delle camere di estrarre delle nuvole di punti e infine di quelle che si chiamano maglie di triangoli e andare a ricostruire quella che è la qualità della superficie che noi vediamo con i nostri occhi. E li possiamo restituire esattamente come i nostri occhi lo vedono. Tuttavia questo non è una cosa completamente automatizzata, ma richiede ancora una forma di intelligenza che è sempre quella dell'operatore, quindi dell'architetto che deve poter sapere riconoscere e deve decidere quali sono le decisioni da prendere al fine di ricostruire un modello che ci restituisca in tutta la sua bellezza l'architettura di Palladio.